Con l'entusiasmo di uno staff giovanile e l'esperienza di un gruppo collaudato è andata in archivio l'edizione numero 27 della Caponata sul piazzale di Rupinaro a Chiavari. Soddisfatti gli organizzatori. Partendo dalla prima serata non ci siamo demoralizzati perché rispetto all'anno scorso forse è venuta un po' meno gente. Devo dire invece che ieri sera e questa sera l'affluenza è stata superiore ed è venuta secondo me molta più gente. Possiamo essere contenti di come è andata e auguriamoci che vada così anche gli anni prossimi. Aspettiamo il trentennale, bisogna prepararsi. Ce l'auguriamo, noi ci proviamo ad andare avanti. La serata conclusiva da 5 anni è l'occasione per presentare l'attività e la squadra dell'associazione Rupinaro Sport. Tante le novità per il 2018-2019 pur mantenendo inalterato lo spirito degli esordi. L'impegno di far sì che ci siano i valori della solidarietà, dell'amicizia, del rispetto e della lealtà prima di ogni forma di agonismo che può portare su altre strade. Quest'anno abbiamo un nuovo allenatore che si chiama Roberto Coppello, che abbiamo presentato nel corso della serata. Abbiamo 3 acquisti nuovi, quindi pochi acquisti, ma abbiamo promosso diversi giocatori della nostra juniores con la prima squadra, quindi avremo una squadra giovane e siamo pronti a iniziare la stagione. Per il neoallenatore la prima uscita ufficiale è l'approccio con una società giovane ma già ben strutturata. Adesso una società di terza categoria, a parte che la conoscevo, sono molto organizzati, sono bravi ragazzi, tutti giovani. Hanno anche tanti giovani. Sì, la cosa che mi fa piacere a me è lavorare con i giovani, perché lavorare sui 35 anni non c'è gran soddisfazione. Sei allenatore e giocatore? Cerchiamo di far tutto, anche perché, come dico, lui è stato il mio primo mister, ho imparato tanto da lui, ho ancora tanto da imparare e sicuramente lui saprà insegnare benissimo. Io spero di sapere insegnare come lui.